praticamente uno esce dal supermercato con la sua bottiglia di vino pronto per andare alla cena di amici, può essere fermato tranquillamente dal vigile che gli chiede spiegazioni su dove sta andando. Uno scenario che diventerà realtà se verrà approvato senza modifiche l'articolo 37 del nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia, che prevede il divieto su tutto il territorio comunale di trasportare senza giustificato motivo bevande alcoliche di qualsiasi genere dalle 19 alle 8 del mattino. Un provvedimento, assicura il comandante della polizia locale Marco Agostini, che non verrà utilizzato indiscriminatamente, ma in modo mirato per limitare fenomeni come il consumo selvaggio di alcol all'aperto da parte di giovani o gli eccessi degli addii al celibato o situazioni di evidente degrado come quella che si vede in questo video, girato da un cittadino veneziano e divenuto virale nelle ultime ore sui social network. Chi esce da un supermercato con la spesa non sarà fermato, sintetizza Agostini, ma se qualcuno gira ubriaco e ha un sacchetto con 3 bottiglie di birra sì. Noi diamo una possibilità ai vigili, poi spetta ai vigili capire se quella cena per una cena uno può portare oppure no una bottiglia di vino. Si aprirebbero contenziosi e anche una logica del buonsenso non è rispettata. Forti i dubbi anche sull'effettiva applicabilità della norma, che i democratici si impegnano a contrastare quando approderà in Consiglio Comunale. In Italia, sostengono, non esiste nessun altro provvedimento di questo tipo. Sono delle norme che o comportano un aumento esponenziale di vigili che noi chiediamo vengano utilizzati per controllare la sicurezza in città, in particolare nella terraferma per Mestre e il controllo di un turismo fuori controllo nel centro storico veneziano. Abbiamo la richiesta di mettere vigili a controllare sacchetti, pensiamo che sia inopportuno.